La chiusura e l'interdizione di tutte le manifestazioni che prevedono aggregazioni di persone, che si vanno da quelle grandi manifestazioni che sono il carnevale in giù. L'annullamento del carnevale era stata la prima conseguenza dell'irruzione del ciclone coronavirus a Venezia. A manifestazioni in corso, l'annuncio della sospensione dei festeggiamenti il 23 febbraio 2020 aveva rappresentato uno shock in giorni in cui il significato della parola lockdown era ancora sconosciuto ai più. Dopo aver rinunciato a qualsiasi iniziativa nel 2021, il Carnevale di Venezia riparte sabato 12 febbraio fino a martedì 1 marzo con un programma diffuso composto da iniziative dislocate in diversi luoghi della città, dal titolo ispirato ad una citazione di Salvador Dalì, Remember the Future. Ho pensato, che cosa c'è di più surreale e carnevalesco di Remember the Future, ricorda il futuro. Quello che questa città ci dà la possibilità di avere, l'immaginazione e la creatività per affrontare questa città e lo spunto che lei ci regala ogni volta che la viviamo. La programmazione diffusa prevede spettacoli stanziali di musica, circoteatro, burattini, acrobatiche e clownerie. L'Arsenale, ad esempio, sarà un teatro a cielo aperto per celebrare il Carnevale di Venezia 2022 con uno spettacolo sull'acqua. Abbiamo accettato la sfida e ci siamo orientati sempre su eventi da svolgere in terraferma a Venezia e nelle isole che rispettino quelli che sono i limiti imposti dalla legislazione anti-Covid. Non ci saranno i carri, non ci saranno grandi feste di piazza con assembramenti, ma comunque spettacoli, animazione diffusa, possibilità di appunto avere anche partecipare a delle feste organizzate nel rispetto di ogni requisito sanitario, il tutto per dare comunque un messaggio forte al pubblico internazionale e ai nostri cittadini. In Piazza San Marco è prevista un'installazione scenografica senza attività di spettacolo, una passerella per sfilare in costume e partecipare al concorso della maschera più bella o semplicemente farsi fotografare. Ci sarà anche il tradizionale concorso delle Marie, ma senza corteo. Ancora per quest'anno niente festa veneziana nel Rio di Cannaregio, volo dell'Angelo, corteo acqueo in Canal Grande o sfilate di carri allegorici nelle varie località del comune.